tamponi, abbiamo qui la massima autorità italiana dei tamponi, cioè l'uomo dei tamponi, il professor Crisanti, e non posso fare a meno di chiedere, ma noi siamo strutturati, ne abbiamo abbastanza per tutti? Per esempio, io mi facevo questa domanda, no? Adesso arriveranno le influenze, i raffreddori, i bambini che vanno a scuola, stanno a casa, per ritornare a scuola il pediatra molto probabilmente chiederà di fare un tampone, e io penso che lei ritenga che questa sia una pratica giusta. Siamo attrezzate per farle a tutti? Ma guardi, l'Italia ha aumentato moltissimo la capacità di fare tamponi, siamo passati da poche migliaia a 100.000 al giorno. Personalmente ritengo, e l'ho già detto in altre occasioni, che dovremmo aumentare questa capacità, perché sicuramente la riapertura delle scuole e la ripresa di tutte le attività produttive genera una maggiore domanda, e anche chiaramente il controllo delle frontiere genera una maggiore domanda. Come lei ha visto e ha fatto vedere, sicuramente il fatto che le persone entrano e non vengono controllate sicuramente è una cosa che dovrebbe essere in qualche modo sanata. Nel piano che avevamo presentato c'era anche la... Ma ha detto che ci pensa il ministro, ha detto il viceministro, ha detto che ci pensa, vero viceministro? Sì, vabbè, no, sulla frontiera... già abbiamo avuto delle conversazioni su questo argomento, sì. Viceministro ci ha detto che ci pensa poi sulla questione della frontiera. Sì, mi attivo così come cerco di capire perché non veniva misurata la febbre negli ospedali dove siete entrati con le telecamere, chiaramente. Il viceministro Sileri è un tecnico, è operativo, quando dice che le cose le fa, sappiamo che le fa, è per questo che siamo contenti anche di averlo qui. Però allora, a questo punto io ho anche un'altra domanda. No, tanto le rifaccio la stessa domanda, poi ne ho un'altra. Ma quindi il comportamento giusto, cioè io mando mio figlio, cioè scopro che mio figlio ha la febbre, sta a casa, vado dal pediatra, ci vuole un certificato perché ritorni a scuola, giusto? Anche se fa solo un giorno di assenza. Il pediatra 90 su 100 per darmi per l'autorizzazione mi chiederà di fare un tampone. Significa che con il diffondersi dei raffreddori e delle febbri avremo tante richieste di tamponi. Non è che poi abbiamo i ragazzi tutti a casa perché non ci sono i tamponi da fare? Allora, noi è chiaro che nel momento in cui lei avverte il pediatra libera scelta o il medico di medicina generale, e noi abbiamo ottimi pediatri, ottimi medici di medicina generale, loro diciamo nell'ambito della loro competenza le diranno sì, a rischio, non c'è rischio. Se vi è il rischio che possa essere il nuovo coronavirus, devono fare un test. Ora, il test ideale è il tampone, però è pur vero, e su questo mi sto battendo, che oltre ai tamponi, per aumentare la potenza di fuoco diagnostica, noi dovremmo arrivare a fare, quando avremo i picchi influenzali, anche 300-400 mila tamponi in un giorno. Sono i 300-400 mila che voleva il professor Crisanti, no? Giusto? Lei parla sempre di 300-400 mila. Ma vede, i numeri sono sicuramente quelli, perché nel picco influenzale noi abbiamo di solito 5, 600, 700 mila persone a settimana che diciamo vivono l'influenza stagionale. Forse quest'anno saranno meno perché usiamo Ma lei pensa di usare anche altri strumenti più agili, più rapidi? Esattamente, gli altri strumenti potrebbero essere ad esempio i test salivari, che sicuramente hanno una capacità inferiore rispetto al tampone. Aspetti un secondo, professor Crisanti, funzionano i test salivari? Lei ha fiducia? Ma guardi, i test salivari funzionano in base all'obiettivo che uno si pone. Se l'obiettivo, per esempio, è quello di screenare una scuola di 1.500-2.000 bambini per capire se c'è trasmissione virale, funziona. Perfetto, però è chiaro, quindi io faccio solo se c'è trasmissione... Perfetto, mi è chiaro, uso quello e poi vado a fare il tampone solo nei casi magari in cui è necessario. Vice Ministro, però io non posso non farle un'altra domanda, ne avrei tantissime da fare, ma un'altra la devo fare. I vaccini contro l'influenza, perché sono mesi che si dice quest'anno è importante, più importante ancora degli altri anni vaccinarsi, proprio per evitare confusione, per evitare insomma che uno abbia il dubbio che possa essere coronavirus, però non si trovano. Addirittura oggi è uscita una ricerca che dice che in 7 regioni non ci saranno a sufficienza per tutto, ci sono i farmacisti disperati che lanciano allarmi, non li abbiamo. Dove sono finiti questi vaccini antinfluenzali?
Allora, il verso numero di dosi l'autunno. che verranno distribuite sono intorno ai 16 milioni, quindi i vaccini ovviamente anche rispetto agli anni passati, nei quali l'adesione alla vaccinazione è molto inferiore rispetto alle attese, considerando anche che se andiamo a vedere l'emisfero australe i virus influenzali sono girati pochissimo, grazie anche a tutte le misure contro il Covid, saranno più che sufficienti. Anzi, io Saranno vorrei sufficienti? sperare che siano... Quindi ci dice che sono Secondo me sufficienti? sì, ma io... E perché non si Io temo trovano invece però che purtroppo adesso? ci troveremo nella Perché non si... condizione che non... Guardi, sono in distribuzione a secondo delle regioni. Nel Lazio, ad esempio, sono già un paio di giorni che diciamo, si procede alla distribuzione, quindi c'è una variabilità anche qui da regione a regione. Però io non vorrei fra qualche mese dover dire che purtroppo troppi pochi lo hanno fatto. Io consiglio il vaccino antinfluenzale. No.